Io a Caltanissetta per esempio conosco degli artisti come per esempio Ignazio Morello. Salve, io sono Ignazio, sono nato a Gela e sono un pittore. Beh, io come persona ho la dimensione di un monaco, l'arte la vedo molto forte nella solitudine. Sono più vicino a Osho, arte filosofica, trascendente. Io sono qui a Caltanissetta e riesco a vivere appena perché l'arte la vedo come missione. La missione è una speranza che ti porta molto vicino alla natura. Faccio meditazione e poi dipingo. Yoga per dipingere. La meditazione annulla il pensiero e racchiude l'anima del sé. Questa è la mia arte. Poi conosco un certo Ignazio, quello che sta davanti al distributore. Mi chiamo Rocca Ignazio e mi ho delegato sempre a fare delle immagini sacre. Sono appassionato a fare questi lavori e ora non li posso fare più perché sono stato operato di tutte e due occhi. Sono stato sempre uno disprezzato di tutti i lavori che io faccio, perché qua a Caltanissetta si usa così. Se io avessi stato in un'altra città, io avessi fatto la mia fortuna con questi lavori. Sono anche un strumento che abbiamo solo qua in Sicilia nel periodo di Natale. Sono solo, non ho più aiuto da nessuno. E come bene seconda.